Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, benvenuti a questa seconda edizione del nostro audio-video giornale qui dalla redazione del Friuli Occidentale di friulitv.net. Dunque andiamo a vedere cosa è successo in queste ore in Friuli, Venezia, Giulia. E allora, subito con un grave episodio sulla falsariga dei film malavitosi nella notte a Udine, nella zona di Baldasseria, nella periferia sud del capoluogo friulano. Un uomo incappucciato è sceso dalla macchina ed ha iniziato a trivellare di colpi con una mitraglietta un'abitazione. Poi ha scaricato il caricatore dell'arma, è salito in auto dandosi alla fuga. Per fortuna non ci sono feriti. Sull'accaduto stanno indagando le forze dell'ordine sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Una persona invece in sella alla sua bicicletta è stata investita questa mattina all'interno della rotatoria all'inizio di Via Nazionale al confine comunale tra Udine e Tavagnacco. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, la persona stava attraversando la rotatoria arrivando da Via Cividina quando un'auto in arrivo da Tricesimo è entrata nel rondò investendo il ciclista. Per fortuna non è in pericolo di vita, ma nell'impatto con l'asfalto ha riportato una forte contusione al capo. Per lui ricovero in ospedale, prognosi riservata. Circa 1000 studenti hanno organizzato una manifestazione di protesta questa mattina con un corteo che da Largo Sonnino punta a Piazza Unità d'Italia a Trieste. Alla base della mobilitazione è la richiesta dei ragazzi di una maggiore cura verso gli edifici scolastici. Tutto parte da quanto accaduto nella succursale del Petrarca la scorsa settimana. Gli alunni avevano dovuto abbandonare l'edificio a causa della caduta di calcinacci all'interno dell'immobile che da 30 anni ospita l'istituto in via provvisoria, ora composto da 21 classi e 580 studenti. Seppur al momento la scuola abbia trovato un'altra collocazione temporanea nella sede universitaria di via Tigor, gli studenti hanno voluto comunque scendere ancora una volta in piazza per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. Con questa notizia chiudiamo l'edizione flash di questa edizione giorno. Vi diamo appuntamento più tardi per un live, uno speciale molto particolare. Parleremo di moda ecosostenibile con degli ospiti collegati con noi da Roma per un'iniziativa che si svolgerà a novembre. Tutto, ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buon proseguimento di giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.